Buonasera a tutti. Cominciamo questo consiglio con l'appello. Grazie. Buonasera a tutti, procedo con l'appello. Sarto Marco. Sì. Montisano Vera. Presente. Perissinotto Nicola. Assente. Zia Paolo. Presente. Canta Elisa. Di Vece Daniela. Presente. Trevisan Elisa. Presente. Bravin Rachele. Finotto Alberto Fabio. Guglielmini Pierino. Battistuta Diego. E Tamassia Evaristo. Marchesan Rocco. Striuli Luciano assente giustificato. Buoso Arianna. Miollo Carlo. Basolino Antonio. Come scrutatori vengono nominati i consiglieri Buoso, Miollo e Tamassia. Possiamo procedere con l'unico punto. Prego. Io avrei un'interpellanza urgente da presentare prima che, come immagino, il sindaco voglia dare delle comunicazioni sulla situazione acqua, se aveva intenzione di darle, se no io la presento e se potete rispondere in data odierna, altrimenti nel prossimo Consiglio Comunale che sarà convocato. Benissimo, sempre come l'altra volta, purché ci sia il requisito dell'urgenza, che sia contingente e Più urgente attuale. della situazione dell'acqua non credo ci sia in questo momento. E per quel che riguarda la questione dell'acqua, a quanto pare il problema risulta assolutamente risolto in questo momento, per cui eventualmente, non essendoci in questo momento problemi di distribuzione dell'acqua e avendo risolto con gli enti preposti, eventualmente non vedo dove sia il carattere dell'urgenza in questa circostanza. Se eventualmente vuole depositarla, al prossimo Quindi consiglio avrà La posso risposta. presentare oggi o no? Al prossimo consiglio. No, ok, prendo atto ancora una volta della sua parzialità, visto che il suo ruolo l'ho ricoperto anch'io e non ho mai vietato a nessun consigliere di presentare un'interpellanza. Comunque, prendo atto. Grazie. Vuole depositarla subito? No. Perfetto. Passiamo alla lettura dell'ordine del giorno. Tari, riapprovazione tariffe anno 2022 e lascio la parola all'assessore Montisano. Buonasera a tutti. Con la legge di conversione del decreto aiuti è stato introdotto al comma 5 ter dell'articolo 40 che prevede la possibilità per i comuni di operare riduzioni alla tariffa Tari e Tari corrispettiva per l'esercizio 2022. Tali riduzioni traggono origine, lo spiega la norma stessa, dalla necessità di contenere la crescita dei costi dei servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, in corrispondenza dell'aumento degli oneri di gestione derivanti dalle attuali criticità dei mercati dell'energia e delle materie prime. La copertura finanziaria delle riduzioni, quindi delle conseguenti minori entrate, avviene mediante l'utilizzo di avanzi vincolati, derivanti dal mancato utilizzo dei fondi emergenziali erogati nel biennio 2020-2021. Le riduzioni possono essere deliberate limitatamente all'anno 2022 e le relative deliberazioni comunali devono essere approvate entro il 31 luglio 2022. Il beneficio riguarderà tutte le utenze, quindi sia quelle domestiche che quelle non domestiche. La riduzione abbatte il PEF di circa il 10%, che corrisponde complessivamente ad euro 750.000. Il PEF aveva subito un incremento rispetto all'anno precedente del 6,6%. L'aumento però non era stato lineare per le categorie perché variava in base all'incidenza dei costi fissi e variabili. Anche la riduzione non è lineare perché segue le stesse proporzioni utilizzate per la definizione delle tariffe. Quindi una ripartizione del 45% e del 55% tra utenze domestiche e non domestiche e una ripartizione del 44,8% e del 55,2% tra quota fissa e quota variabile. A titolo esemplificativo, una famiglia composta da 2 persone avrebbe dovuto pagare euro 15 in più rispetto al 2021, mentre si ritroverà a pagare un euro in meno, sempre rispetto al 2021. Stiamo sempre comunque parlando di tariffa media.
Per quanto riguarda le utenze non domestiche, l'aumento rispetto al 2021 delle tariffe era in media dell'8%, tranne che per le birrerie e per gli ipermercati. Con la presente riduzione le tariffe avranno una riduzione del 2%, tranne che per le birrerie che avranno un incremento dello 0,5% rispetto all'11% e gli ipermercati che aumenteranno dell'1% invece che del 12%. Rimangono invariate le scadenze della bollettazione Tari, che rimangono 31 luglio 2022 e 1 dicembre 2022. E data la velocità con cui è stato fatto la delibera consigliare, poiché la legge è del 15 luglio 2022, la bozza che vi è stata mandata via mail manca di alcune precisazioni, quindi abbiamo preparato anche la proposta di emendamenti alla deliberazione per andare ad aggiungere le informazioni mancanti, che sono, adesso vi consegnano una copia. All'oggetto viene aggiunto, si lascia Tari e poi riduzione tariffe ai sensi dell'articolo 40,5 ter del decreto legge numero 50 2022 convertito nella legge 91 2022 e poi rimane riapprovazione tariffe Tari. Poi nelle premesse in più punti erroneamente è stato indicato decreto legge 17-2022 invece che decreto legge numero 50-2022, quindi è da correggere dappertutto. Poi alla quarta pagina su ritenuto aggiungiamo una precisazione sulla base dell'articolo 40,5 ter del decreto legge numero 50 2022 di procedere alla definizione di riduzioni per la Tari per complessivi 750.000 euro, andando a riapprovare le tariffe aggiornate. Poi sulla parte del deliberato aggiungiamo il punto 1 che diventa, modifichiamo il punto 1 che diventa di procedere alla definizione delle riduzioni della Tari anno 2022 per un ammontare complessivo di euro 750.000 ai sensi dell'articolo 40,5 ter del decreto legge 17 maggio 2022 numero 50, convertito nella legge 15 luglio 2022 numero 91. Il numero 1 diventa numero 2 rimane uguale, il numero 2 diventa 3 rimane uguale, il numero 3 diventa 4 rimane uguale, andiamo ad aggiungere il 5 di dare atto che con futura variazione di bilancio verranno aggiornati gli stanziamenti di entrata secondo quanto disposto dall'ultimo periodo dell'articolo 43,11 del decreto legge 50/2022 convertito con modificazioni dalla legge 91 del 15 luglio 2022 e aggiungiamo il punto 6 di trasmettere la presente deliberazione al Consiglio di Bacino Venezia Ambiente e all'ente gestore di rifiuti ASVO SPA per il seguito di competenza. Questo come a integrazione, diciamo, per rendere più preciso il verbale. E io avrei finito, quindi. Scusatemi, se ci sono interventi, richieste di chiarimento, prego, consigliere Buoso. Volevo un chiarimento sulla ragione della convocazione di urgenza del Consiglio Comunale, perché giustamente bisogna approvarla entro il 31, la legge è del 15, perché è stato convocato ieri per oggi e non prima di ieri, in cui magari si riusciva a fare anche una commissione straordinaria. Risponde il sindaco. È stata convocata effettivamente d'urgenza perché la norma è del 15, la riunione dell'autorità di bacino è stata del 22 e poi gli uffici hanno dovuto verificare perché ci sono situazioni diversificate. Credo che il nostro sia uno dei pochi casi, almeno nel Veneto orientale, in cui si applica il fondoneo, quella parte di ristori che sono stati, perché tendenzialmente tutti gli altri comuni, chi prima, chi dopo, ma quasi tutti dopo quella data e in prossimità insomma di questo, della data del 31 hanno applicato l'avanzo che era derivato dalle precedenti gestioni con importi ben più bassi dei 750.000. Penso al comune di Jesolo che ha fatto il consiglio non so se ieri o l'altro ieri
e hanno applicato un avanzo di circa 400-500 mila euro. C'è chi, come San Michele, ha il tagliamento di 250. Per cui anche il recupero di quelle risorse, la destinazione di quelle risorse che erano possibili, ha comportato naturalmente la necessità per applicare diciamo così, un ristoro che è circa del 10%, che va sostanzialmente quasi ad annullare, anzi in alcuni casi riduce addirittura le tariffe rispetto al 2021, in maniera tale da poter alleviare le famiglie e anche diciamo così, le attività. Per cui questa è la motivazione di fondo, e cioè l'importo delle risorse da destinare, tenendo conto, ripeto, che la riunione dell'autorità di bacino è stata del 22, con tutte le riflessioni del caso, tenendo conto che è una norma sinceramente non proprio così trasparente, va detto anche questo. Non sappiamo poi in realtà se andrà tutto a buon fine, tant'è vero che noi parliamo di riduzione della tariffa proprio perché è una norma raffazzonata e buttata là e data da gestire ai comuni con tutta la complessità dei termini previsti per l'approvazione del piano finanziario, per il recupero delle risorse e per sapere che cosa succederà in un futuro. Lo vedremo naturalmente nei prossimi mesi. Ci sono stati atteggiamenti completamente diversi dai comuni, per cui anche proprio per interpretare la norma con quel profilo di legittimità più vicino a quelle che erano evidentemente le nostre conoscenze, ha comportato effettivamente un ritardo nella convocazione di questo Consiglio all'ultimo momento. Addirittura inizialmente sembrava che la delibera, perché potevamo anche farla il venerdì, dovesse essere trasmessa entro il 31, tenendo conto che c'erano il sabato e la domenica, per cui abbiamo sostanzialmente corso. Ecco. Lo prego. Sì, grazie. No, diciamo subito che accogliamo con favore il fatto che comunque ci sia un taglio, no, ecco, dovremmo considerare questa come ovviamente una tantum, cioè il prossimo anno evidentemente torneremo a riequilibrare le tariffe rispetto a quei parametri che avevamo portato in Consiglio Comunale la volta scorsa, presumo, no? Quindi è da cogliere al volo questa opportunità e assolutamente vado già in dichiarazione di voto, noi voteremo a favore. Resta il tema della qualità del servizio. Allora, oggi non stiamo votando su questo tema specifico, però si vota per sostenere questo tipo di servizio. Noi raccogliamo diverse lamentele tra i cittadini, diverse lamentele perché i gabbiani vanno a rompere i sacchetti in centro storico, cioè cose che penso arrivino un po' nelle orecchie di tutti i consiglieri. Quindi l'auspicio è quello che si possa a breve anche, come dire, aprire un tavolo con il gestore e ridefinire un attimino anche radicalmente quelle che sono le offerte del servizio nella sua complessità. Questo è un auspicio ed è la posizione che noi auspichiamo, insomma, l'amministrazione possa prendere. Grazie. Prego, Sindaco. Sì, ecco, io sì, credo che oggi non è che si approvi il servizio, oggi si approva la riduzione, certo, no, sono comprensibili le affermazioni che ha fatto lei, come quelle altrettanto del consigliere Buoso, cioè effettivamente arriviamo di corsa perché la norma che ci è stata sottoposta non al Comune di Caule, a tutti i comuni, è una norma non chiarissima e ho anche detto prima non ne conosceremo completamente le conseguenze se non nel tempo, no? Perché poi tra enti competenti e quant'altro però crediamo di aver fatto un buon lavoro anche nell'importo che è stato messo a disposizione, che riduce del 10% in maniera orizzontale, no? tutte le tariffe all'incirca. Cioè, in qualche caso la riduzione è leggermente un po' più marcata, in qualche caso è leggermente inferiore a seconda della composizione dei nuclei familiari, anche delle tipologie di attività, perché poi le componenti sono tante. Confermo quello che ha detto lei, capogruppo Miolo, cioè che lo sbalzo nel 2023 sarà ancora maggiore, perché non tiene conto della tariffa perché c'è la riduzione che riporta le tariffe al 2021, per cui nel 2022 erano state aumentate di quell'importo, ne avevamo discusso qua in questo Consiglio Comunale nell'approvazione e di conseguenza il salto
sarà doppio, però tutto quello che avevamo e potevamo mettere a disposizione l'abbiamo fatto, tenendo conto poi delle ulteriori considerazioni. Io le assicuro che le rimostranze che lei sta facendo, anche noi come amministrazione le stiamo riportando al gestore poi. E domani mattina, glielo dico, domani mattina ci sarà un incontro presso il municipio tra il sindaco, l'assessore, l'ufficio tecnico, la parte dell'ecologia, ma è uno dei tanti, perché le assicuro che, voglio dire, le rimostranze fatte in questo scorcio di stagione, perché il servizio in qualche caso è funzionato, in tanti altri molto meno, di conseguenza va verificato il contratto, vanno fatti tutti quegli appunti. Non nascondo che l'altra riflessione importante invece che andrà fatta è capire, ma io lo posso anche anticipare, che fine farà ASVO, perché io credo che il grande tema sia questo. Capire che fine farà ASVO tenendo conto che i comuni di Caolo e San Michele rappresentano i 2/3 del fatturato di ASVO, e tenendo conto che la norma calata dall'alto prevede oggi, perché di fatto ASVO è solo il gestore, proprio per l'autorità di bacino, che dovrebbe essere un percorso che mi vedeva all'epoca ancora amministratore indirizzato verso la fusione con Veritas. E qua potremmo aprire un altro tema: se Veritas è quella che si è dimostrata di essere, non lo so, faremo un'altra valutazione sull'assorbimento di ASI, insomma qualche perplessità c'è e va manifestata, e credo che in questo Consiglio sia giusto fare tutte le considerazioni del caso. Sono considerazioni che stiamo facendo anche a livello di conferenza di sindaci, perché noi sappiamo che da una parte i comuni del Portoguarese sono confluiti in LTA, noi abbiamo una parte del territorio in LTA, però l'ASVO gestisce ancora i rifiuti del Portoguarese, e credo che nonostante tutte le difficoltà e tutte le carenze che sono sotto gli occhi di tutti, il timore è che confluire in un contenitore ancora più alto le cose possano addirittura peggiorare. Allora, per il momento, nonostante tutto, teniamoci fermo ASVO, teniamoci fermo, lo dobbiamo sollecitare perché c'è un contratto, quel contratto va rispettato, i servizi vanno garantiti e sicuramente possono migliorare anche nella nostra città. C'è qualcun altro che vuole intervenire? Altri interventi? Niente. Possiamo passare quindi alle dichiarazioni di voto. Prego, capogruppo Zia. Grazie Presidente, buon pomeriggio a tutti. Un attimo, scusi, capogruppo Zia. In questo caso qua, siccome appunto l'assessore ha presentato degli emendamenti al testo che vi era stato proposto originariamente, che vi era stato inviato originariamente, bisogna prima votare gli emendamenti e poi votare il testo integrato con gli emendamenti. Per cui dobbiamo mettere anche le dichiarazioni di voto no? Mettiamo ai voti direttamente questi emendamenti. Quindi voti favorevoli? Astenuti? Ecco, ora possiamo passare alle dichiarazioni di voto sul testo emendato. Prego, capogruppo Zia. Grazie Presidente, buon pomeriggio a tutti. A riguardo del punto appena esposto esprimiamo parere favorevole. Grazie. Capogruppo Marchesan. Buon pomeriggio a tutti, noi ci asteniamo. Capogruppo Miollo, prego. Sì, per noi voto favorevole. Quindi passiamo alla votazione. Voti favorevoli? Ok, astenuti? Il Consiglio approva questa e passiamo alla votazione sull'immediata eseguibilità. Voti favorevoli? Astenuti? Il Consiglio approva anche su questo. Grazie. Buona serata a tutti. Sì, lo facciamo quando... Sì, sempre...